Benvenuti 24 aprile 2026. Il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 19:54. La luna si leva alle 11:23 e cala alle 2:26. Oggi la Chiesa celebra San Fedele. Un nome dal significato molto trasparente, deriva dal latino fidelis, da fides, fede, significa letteralmente fedele, fidato e nella tradizione cristiana indica colui che ripone la propria fede in Dio. Il 24 aprile è la giornata mondiale contro la meningite, un appuntamento fondamentale per aumentare la consapevolezza su questa malattia devastante. È un giorno per ricordare l'importanza vitale della prevenzione, del riconoscimento tempestivo dei sintomi e, soprattutto, del ruolo chiave che giocano i vaccini nel salvare migliaia di vite ogni anno. Jean-Paul Gaultier festeggia oggi i suoi 74 anni. Lo stilista francese, l'enfant terrible della moda, ha rivoluzionato le passerelle con il suo stile irriverente e provocatorio. Dalla creazione dell'iconico corsetto a punta per Madonna al debutto nel 1981, Gaultier è rimasto un simbolo di creatività senza confine e di bellezza non convenzionale. Rula Gebral compie oggi 53 anni. Giornalista e scrittrice di fama internazionale, ha dedicato la sua carriera alla cronaca estera e ai diritti umani, con un focus particolare sul Medio Oriente e sulla lotta contro la violenza sulle donne. Una voce autorevole che abbiamo visto protagonista anche su palchi prestigiosi come quello di Sanremo. Barbara Streisand spegne oggi 84 candeline. Leggenda assoluta, è una delle poche artiste al mondo a vantare l'EGOT, Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Con oltre 150 milioni di dischi venduti e film indimenticabili come Eravamo, Barbara è stata anche una pioniera dietro la macchina da presa, diventando con Yentl la prima donna a dirigere, produrre e interpretare un grande film hollywoodiano. Il 24 aprile 1915 ha inizio il drammatico eccidio degli armeni. Con le marce della morte verso l'Anatolia, oltre 1 milione di persone persero la vita a causa di massacri, fame e malattie. Ancora oggi, il 24 aprile, è il giorno solenne in cui il popolo armeno commemora questo genocidio, una ferita storica profonda e ancora oggetto di dibattito diplomatico internazionale. Per non far appannare lo specchio del bagno dopo la doccia, usa il trucco della saponetta. Passa una saponetta asciutta su tutta la superficie dello specchio, senza esagerare ovviamente, e poi lucida bene con un panno in microfibra affinché non spariscono gli aloni. Il sottile strato di sapone creerà una pellicola invisibile che impedisce al vapore di attaccarsi al vetro. Così, appena finita la doccia, potrai guardarti allo specchio senza doverlo pulire con la mano. Secondo la tradizione epica narrata da Virgilio, il 24 aprile del 1184 a.C. i Greci entrarono finalmente a Troia. Fu il giorno dello stratagemma del cavallo di Troia, un finto dono che nascondeva al suo interno Ulisse e i suoi guerrieri, portando alla caduta della città dopo 10 anni di assedio. Dobbiamo ringraziare il poeta Gabriele D'Annunzio per molte parole che usiamo ogni giorno. Fu lui infatti a stabilire che l'automobile dovesse essere declinata al femminile, alla grazia, alla snellezza, alla vivacità di una seduttrice. A lui dobbiamo anche il termine tramezzino per italianizzare il sandwich, lo scudetto calcistico e il nome Vigili del Fuoco, scelto per richiamare i vigiles dell'antica Roma. François Vatel, il cuoco dei re. Nel 1671, durante una festa colossale per Luigi XIV al castello di Chantilly, Vatel visse il suo dramma. Quando si accorse che la fornitura di pesce per il banchetto reale era in ritardo e non sarebbe bastata per tutti, il senso del dovere e la vergogna per il fallimento furono tali che decise di togliersi la vita. Ironia della sorte, pochi istanti dopo il suo gesto estremo, i carri carichi di pesce arrivarono al castello. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Nessun uomo entra 2 volte nello stesso fiume, perché il fiume non è mai lo stesso ed egli non è lo stesso uomo. Prendiamo spunto dal saggio Eraclito per ricordare che ogni giorno è un'opportunità di cambiamento. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi con noi, vi aspetto domani puntuali per un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.